Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E grazie al nostro impareggiabile Federico Borsari in regia, Lionel Hampton, abbiamo ascoltato il secondo brano, Flying Home, Volare a casa, 1908, 20 aprile, nasceva oggi. Il grande Lionel Hampton, vibrafonista, percussionista, band leader, protagonista della musica jazz e non solo. Con questo chiudiamo il calendario musicale, apriamo tempi.it. L'abbiamo già aperto in rassegna stampa. È imprescindibile. Come fai a fare una rassegna stampa senza tempi, senza il mensile Tempi, il sito di tempi.it? Lo dico un po' per scherzare, per alleggerire la mattinata, ma lo dico soprattutto perché è veramente utile, è uno strumento, una testata utilissima. Ah, a proposito, dobbiamo ancora trovarci con il direttore per rendere possibile a tutti voi di conoscere la bellissima storia di questa pubblicazione, di questa testata, diretta con grande sagacia e con grande attenzione per le cose che contano e per l'approfondimento da Emanuele Boffi, che abbiamo il piacere di avere stamani con noi. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti e grazie per la valanga di complimenti. Non sono complimenti, ma diciamo che sono giudizi meditati sulla base dell'esperienza empirica. Ti va meglio così? Perché è la pura verità. Va bene. Allora, siete nel pieno dell'argomento di questi giorni con l'home page di Tempi e con l'iniziativa del convegno che avete organizzato sulle politiche del welfare per far fronte alla questione del calo delle nascite, l'inverno demografico, con la ministra Roccella. Ti lascio subito la parola. Cosa è venuto fuori da questo incontro che avete fatto? Tra le altre cose c'era stata anche un'intervista, una serie di interventi sul tema della ministra Roccella e proprio tra ieri e oggi la questione è tornata di primissimo piano con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti che propone agevolazioni fiscali da definire ma molto chiare per favorire la nascita di figli nelle famiglie. Secondo me la cosa più interessante che è venuta fuori non sono stati tanto i numeri sulla situazione demografica del nostro paese, che li conosciamo, i giornali ne parlano. È vero che la questione demografica negli ultimi anni, soprattutto qui in Italia, ha un po' smesso di essere una cosa solo per esperti, ma tutti abbiamo iniziato a renderci conto anche delle ricadute economiche e sociali che ha il fatto che nella nostra società ci sono pochi bambini. La cosa interessante che è uscita durante il nostro convegno è il fatto che la ministra da un lato ha detto cosa può fare la politica e adesso appunto anche Giorgetti ha lanciato questa idea, ma dall'altro sostanzialmente ha chiesto un aiuto, nel senso che è un problema così grande, così grave, che la politica da sola, anche con tutti gli incentivi fiscali che si possono pensare, non potrà mai risolvere il problema. E lì c'erano dei rappresentanti di aziende che si sono accorti appunto del problema anche all'interno delle proprie aziende, che hanno raccontato ogni azienda, diciamo per il suo ambito, che cosa loro fanno per venire incontro alle donne che vanno incontro a una maternità. Perché molto spesso il problema, cioè, è chiaro, no? Cioè una donna che lavora in un posto, che a un certo punto ha un figlio, la carriera gli si blocca, non sa come organizzare la vita. Molto spesso questa donna non rientra più al lavoro e quindi magari il datore di lavoro che aveva investito su quella persona che era capace, poi la perde. Cioè, sono tanti i problemi che si creano se non si trovano degli equilibri tra mondo del lavoro e soprattutto lavoro femminile. E quindi secondo me è stato interessante, e anche la ministra mi sembrava contenta, diciamo così, del convegno, perché ha sentito tanti esempi di aziende che si sono mosse per aiutare le madri, sostanzialmente, aiutare le famiglie. E questo porta dei risultati. Ovviamente non sono risultati clamorosi che faranno cambiare rotta, diciamo così, immediatamente al nostro paese, perché la demografia è come la lancetta delle ore dell'orologio, sembra sempre che sta ferma, ma in realtà è la più importante, no? Quindi sono cambiamenti che poi avvengono in anni. Però certamente noi già oggi siamo in una situazione complicatissima, diciamolo pure con le parole giuste, disastrosa, e quindi qualcosa dobbiamo fare. E al nostro convegno appunto da un lato la ministra, dall'altro questi imprenditori o rappresentanti di associazioni, di aziende
hanno cercato, hanno ragionato su strumenti che possano essere utili da questo punto di vista. Oggi su Libero c'è un intervento sul tema anche di Vittorio Feltri, che dice due cose, riassumendolo all'estremo, cioè per esempio i servizi, appunto, gli asili nido. A Milano ne mancano migliaia di posti negli asili nido e costano tanto. Secondo, per rimanere a Milano, che è una città popolosa, importante, non rappresenta tutta l'Italia, ma è significativa, una coppia al massimo vive in un bilocale, se gli va bene, piuttosto piccolo, che è già molto caro. Per avere tanti figli devi avere anche gli spazi. Feltri ricorda che lui i suoi figli, 4, 5, con quello adottivo, li aveva nella cascina, con tanto spazio intorno, e adesso è improponibile, diciamo, probabilmente questo. In città gli appartamenti costano tanto e i servizi sono pochi. È abbastanza giusto, no? Certo, ma infatti ad esempio lì al convegno nostro, ma ovviamente cito il nostro convegno semplicemente perché è avvenuto 2 giorni fa, veniva raccontato appunto di questo asilo aziendale. Beh, è una buona idea. La rappresentante dell'azienda raccontava appunto che da loro è stato fatto questo asilo aziendale e questo ha aiutato, cioè loro hanno notato che poi le dipendenti, come dire, sono state in qualche maniera, cioè è cresciuto il numero di figli, diciamo, dei loro dipendenti, no? Quindi sicuramente i servizi sono una grandissima opportunità. Però è anche vero, come giustamente citavi tu, che non è solo una questione di servizi, no? Perché poi c'è la questione abitativa, poi dopo c'è la questione degli spazi, cioè sono tante le questioni implicate. Se noi vogliamo, ed è assolutamente necessario che aumentiamo il numero di italiani, perché ci sono problemi, perché c'è il problema delle pensioni di cui tutti parlano, ma non solo, cioè una società che è una società giovane, è una società proiettata al futuro, una società che immagina dei cambiamenti, una società in movimento, una società in cui, come quella nostra italiana, dove la maggior parte delle persone sono anziane, è ovvio che è una società più conservativa. E questo ovviamente ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi, cioè si è meno proiettati a cambiare le cose che devono essere cambiate perché davanti a sé si hanno meno anni di vita, no? E quindi appunto da questo punto di vista i servizi sicuramente servono molto, i soldi servono, ma servono tante cose. In realtà una cosa su cui giustamente secondo me insiste spesso la ministra Roccella è che c'è proprio un fatto culturale che bisogna cambiare. Per ora mi sembra che in Italia gli italiani siano sempre più consapevoli del fatto che la demografia non è l'ultimo dei problemi, ma è forse il primo o il secondo, diciamo, dei problemi che abbiamo in Italia. Stiamo iniziando a capire questo. Adesso bisogna cambiare un po' la testa per capire che bisogna fare urgentemente qualcosa. E l'idea ovviamente di Giorgetti è un'idea forte, sarebbe un'idea con cui caratterizzare sicuramente la legislatura e l'intervento di questo governo. Speriamo, a me piacerebbe, insomma, mi piacerebbe che il nostro governo avesse un po' coraggio da questo punto di vista. Voi avete preso il titolo del convegno da una grandissima pensatrice, Hannah Arendt, no? Nascere per cominciare, nascere è cominciare il titolo del convegno. Col tuo permesso noi lo riproporremo anche in radio, sono 2 ore e 7 minuti, li trovate in home page su tempi.it. Ci sono molti esperti, oltre alla ministra Roccella, ed è stato un convegno veramente molto interessante. Per cui se mi dai l'ok lo mandiamo anche qui a Radio Libertà. Assolutamente. E te ne ringrazio. Intanto la prima pagina o home page, come si dice, sul sito del mensile Tempi, come secondo articolo ha un altro tema caldissimo, quello della sanità. Se ne occupa Alberto Mingardi, no Emanuele? E qui c'è un'analisi del sistema sanitario nazionale che in realtà nazionale non lo è per nulla, scrive Mingardi. Le differenze fra regioni infatti alimentano diseguaglianze pesanti nella cura e nel trattamento. Ma esiste una cura per esempio per le liste d'attesa, argomenta Mingardi, cioè andare verso un sistema ancor più pluralistico e differenziato nel segno della libertà, e così si può trovare il modello più adatto al territorio. È una possibile via per uscire se no dalle solite ricriminazioni. Questo ha a che fare naturalmente con la partita più generale ancora delle autonomie, che però francamente, non so come la vedi tu Emanuele, mi sembra
una roba ormai da biblioteca polverosa, non è certamente un argomento di politica vibrante, viva, non è all'attenzione, mi sembra una cosa così, detta perché c'è nel programma, si fa perché c'è nel programma, ma con poca convinzione. Quando invece, per esempio, sul tema della sanità sarebbe un argomento formidabile e importantissimo, perché la sanità è un servizio fondamentale, no? Parlavamo prima di famiglia, di natalità, la sanità ha medesima importanza, rilievo e incidenza nella vita quotidiana delle persone, no? A me pare che non è clima, però, non stiamo andando verso quella direzione lì. Tu che dici? Sono d'accordo con te e aggiungiamo la parola giusta, purtroppo è così, purtroppo è così, cioè c'è sempre più questo, anche qui servirebbe un cambiamento culturale, c'è sempre questa idea per cui l'uniformità, il tutti uguali, la stessa cosa si potrebbe dire sulla scuola, no? Il tutti uguali è ciò che garantisce tutti, e invece non ci si accorge che siccome la vita, le questioni, la realtà è fatta in maniera diversa, nel nostro caso della sanità, le regioni sono fatte in maniera diversa, hanno una storia diversa, una conformazione diversa, una popolazione diversa, eccetera, eccetera, sarebbe giusto differenziare, perché differenziando tu in realtà costruisci un sistema più efficiente. E la stessa cosa vale sulla sanità. L'articolo di Mingardi appunto va esattamente in questa direzione, cioè tu adesso hai questo problema delle liste d'attesa, ma il problema non lo risolvi uniformando dall'alto come sempre con delle leggi o delle norme che rendono tutti uguali e tutti devono fare la stessa cosa. Dai la possibilità dal basso, quindi alle regioni, agli ospedali, eccetera, di dire loro qual è la soluzione migliore e soprattutto di lasciare alla gente, questo è il grande criterio culturale, a loro la scelta di dove farsi curare. Ma perché glielo devi dire tu? Perché glielo devi imporre tu? Questo in realtà, come già noi sappiamo, noi lombardi diciamo così sappiamo, risolve molto di più le questioni e soprattutto lascia alla gente quella libertà che non è una cosa che viene erogata dall'alto dal sovrano statalista, no? Certo. È così, però la sensazione appunto è quella che il capitolo qui è un po' accademico, polveroso. Sì, hai ragione. In ogni caso, chiudiamo con un'altra segnalazione. Io mi domando, caro Emanuele, come avete fatto ad assicurarvi Björn Lomborg? Allora, ha fondato questo studioso, giornalista scientifico, un centro studi Copenaghen Consensus che si propone un obiettivo bellissimo, cioè cercare di fornire idee per avere obiettivi di sviluppo realmente sostenibile e realmente pratici, concreti, raggiungibili, a differenza degli obiettivi di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite con la famosa Agenda 2030. Sono 169 obiettivi, spesso velleitari, ideologici e insomma poco pratici, poco concreti. Björn Lomborg scrive articoli bellissimi, siamo arrivati al 9° articolo di questa serie che voi pubblicate, no? Su Tempi e su tempi.it. E si parla quest'oggi di diritti di proprietà. Se tu assicuri la proprietà, fai una riforma a beneficio dello sviluppo sostenibile davvero fondamentale. La cosa bella è che Björn Lomborg a volte ci presenta cose che sembrano la scoperta dell'acqua calda. Però la scoperta dell'acqua calda noi la trascuriamo perché andiamo in cerca di scoperte mirabolanti, poco concrete, molto ideologiche e molto fumose. E invece, per esempio, investire sull'agricoltura sembra una banalità, ma un altro articolo di Björn Lomborg che mi ricordo di aver letto, ma ce ne sono tutti e 9, sono interessantissimi. Insomma, obiettivi di sviluppo pratici, concreti, raggiungibili, in base ai quali potremo fare il bene anche del cosiddetto, una volta, terzo mondo, cioè dei paesi più poveri, no? È molto interessante questa serie di articoli. Com'è che ve lo siete assicurati un fenomeno così? Ma semplicemente per un contatto di un nostro giornalista con un assistente di Lomborg gli abbiamo proposto diciamo di utilizzare Tempi come anche veicolo per far passare le sue idee. Lomborg è un personaggio di letteratura internazionale e lui semplicemente ha accettato, noi ne siamo contenti, io ne sono contento. Ma ascolta Emanuele, perché... ma lo pubblicate solo voi? Perché io sul Corriere non l'ho mai visto questo qua. Sembra che se il Corriere pubblica uno come Lomborg che gli va a rompere le uova nel paniere di tutti i loro discorsi mirabolanti sul green e su come salvare il mondo schioccando le dita. Lomborg è parte, diciamo, da, appunto, come dicevi tu, da
studi, da numeri, e come in questo caso parte da una constatazione molto intelligente, cioè lui dice: pensate a casa vostra, voi investite su casa vostra perché siete sicuri che vivrete in che è questa vostra. casa. Beh, un oddio, tot di adesso sempre meno, però insomma. Però diciamo per un tot di compri la cucina sapendo che ne potrai godere per 10-15 anni, no? Sì. Mentre ci sono parti del mondo, la maggior parte del mondo, dove una persona non investe sulla sua casa, sul suo territorio, in questo caso sull'agricoltura, perché non è sicuro che quel terreno sarà suo ancora per anni. Allora dice Lomborg: ma se tu aiuti gli agricoltori ad avere sicurezza sulla proprietà della loro terra, in questo caso stiamo parlando degli agricoltori del terzo mondo, pensa quanti investimenti possono fare. Allora lui dice: è chiaro che comprare un terreno, aiutare un agricoltore a comprare un terreno, soprattutto nel terzo mondo, è difficilissimo, ma la spesa varrebbe l'investimento, perché poi ne avremo molti più benefici. E poi lasciamo ai nostri ascoltatori il tempo poi di leggere tutto l'articolo e l'argomentazione di Londra. Ed è un altro dei motivi per leggere Tempi e tempi.it. Io ringrazio il direttore Emanuele Boffi, buona fine di settimana, buon lavoro Emanuele, grazie ancora. Grazie a te e buona giornata a tutti. Tra poco, tra non molto, dopo il cui Parlamento, una breve pausa musicale per riprendere un pochino fiato, ma affrontiamo invece la questione della richiesta di revisione per la strage di Erba avanzata dalla Procura Generale della Repubblica, dal sostituto procuratore di Milano Cuno Jacob Tarfusser. Avete ascoltato la rassegna stampa. Qui parla